sono contenta che sia stato riabilitato il nome di mio fratello, perché era una persona brava, onesta, un lavoratore integerrimo che ha dato anima e corpo per l'azienda, basta, non le posso dire altro. Poche parole ma incisive, quelle della sorella di Paolo Michelotto, il dipendente 55enne del magazzino Metro di Marghera, che nell'agosto 2024 si tolse la vita dopo aver perso il posto di lavoro per un presunto danno di 880 euro all'azienda. Dopo circa 2 anni è arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia. Quel licenziamento era illegittimo. La sentenza ha riconosciuto questo, cioè che il licenziamento era eccessivo rispetto ai fatti contestati e di conseguenza è stata condannata la Metro a risarcire la famiglia di 15 mensilità. CGIL Veneziana e Filcams avevano avviato insieme alla famiglia una causa legale contro il licenziamento. La famiglia aveva rifiutato un risarcimento, diciamo così, prima della causa perché voleva avere la certezza, voleva avere la sentenza che dichiarasse appunto che il licenziamento è un licenziamento eccessivo e questo è stato. Quindi è contenta di questa situazione, ovviamente non è contenta, cioè chiaramente la situazione è tragica per quello che sappiamo. Impiegato, come ha detto alle vendite, secondo l'azienda Michelotto aveva agevolato alcuni clienti consentendo di risparmiare sulle spese di spedizione, pratica contestata inizialmente sospendendolo e poi licenziandolo e calcolando il danno in 280 euro. Michelotto, dopo oltre 30 anni di lavoro, si era così rivolto al sindacato per impugnare la decisione, ma 10 giorni dopo si tolse la vita. Noi siamo qui oggi appunto per chiedere alle aziende di trattare i lavoratori con dignità e di non umiliarli. Ci dispiace che oggi Paolo non potrà gioire con noi questa sentenza e ringrazio i familiari che con tutto il dolore sono riusciti a portare avanti insieme all'ufficio legale della CGIL e allo studio Azzarini questa causa, che ha riportato la dignità di Paolo, ecco, ha confermato la sua forte dedizione al lavoro, il suo lavoro esemplare che ha sempre effettuato. Ecco, solo questo purtroppo ci dà questa gioia oggi, ma il resto è una giornata triste di una pagina del lavoro.